abbiamo rispettato il quarto d'ora accademico per attendere i ritardatari. La volta prossima saremo puntuali e precisi e vedremo di iniziare prima, perché è vero che qualcuno aveva già abbandonato. È la seconda lezione della scuola di formazione politica di quest'anno, 2021. Abbiamo cominciato il mese di gennaio con un incontro molto interessante tenuto dall'amico Arcangelo Boldrin. Il tema era il dopo Trump, cosa si aspetta dall'America, la situazione americana. Una lezione molto importante di geopolitica. Questa sera abbiamo due ospiti importantissimi e molto bravi, due amici. Voglio già subito ringraziare il dottor Mason, segretario della CGA degli Artigiani di Mestre, e Daniele Nicolai, capo ufficio studi della CGA, un ricercatore molto importante e molto bravo. Se vi ricordate, come scuola di formazione politica, circa un anno fa, proprio l'ultima lezione di un anno fa, l'aveva tenuta Renato Mason sul tema eccellenza e criticità del modello Veneto. È passato un anno e praticamente riprendiamo dopo un anno di forzata assenza dagli incontri in presenza con Renato Mason, che ci parla non tanto delle eccellenze e criticità del modello Veneto, che allora in maniera magistrale ti ha illustrato. Partivamo allora un anno fa da numeri straordinari dopo 10 anni della crisi del 2008. Il Veneto aveva tutti i segni positivi, sia di crescita nei settori dell'agricoltura, dell'industria, nel campo delle costruzioni e dei servizi. Il PIL era il più elevato della media in Italia, con 63 miliardi di esportazioni, e da non sottovalutare la presenza turistica con 16,6-7% del totale, un primato per l'Italia. Il Veneto era un ottimo utilizzatore dei fondi europei. I dati OCSE certificavano una preparazione molto importante dei nostri giovani e addirittura ponevano gli studenti veneti degli istituti professionali primi in matematica a livello nazionale. L'altra faccia della criticità, perché il tema era eccellenza e criticità del Veneto, ma non ci ricordava che la presenza femminile era più bassa rispetto alla Lombardia e l'Emilia Romagna, che c'era un calo di lavoro indipendente, c'era un aumento di lavoro part-time, c'era soprattutto un confronto impietoso tra noi e i tedeschi di Stoccarda, ci aveva dimostrato che c'era addirittura una differenza del più 31% dalla partenza del 2000, la distanza tra il Veneto e i tedeschi di Stoccarda. C'era, pur essendo partiti nel 2000 con un PIL simile, loro ci avevano distanziato di 31 punti. Evidenziava ancora il nostro amico Mason la crisi delle banche popolari, la conseguente crisi stretta creditizia, e poi sottolineiamo una crisi della classe dirigente che faticava a promuovere sinergie tra politica e operatori economici. Ora, ad un anno di distanza, riprendiamo con Mason quel filo di discorso interrotto con una situazione di carattere generale decisamente diversa, con il Covid. Che impatto ha avuto nella nostra regione il Covid? Come abbiamo retto l'urto di questa pandemia e per quanto tempo ancora potremo ancora farlo? Quale dovrebbe essere il ruolo dei fondi europei, visto che noi siamo anche capaci di spenderli in maniera molto utile e proficua? Qual è la strategia di spesa dei fondi che l'Europa ci ha messo a disposizione, il Next Generation? Quali iniziative il Veneto chiede al Consiglio regionale
e a che punto è la discussione in Consiglio regionale su questi temi. Ecco, sono tutti argomenti importantissimi che stasera, sono sicuro, l'amico Renato, sempre con la sua grande capacità, ci illustrerà. E diamo un benvenuto a Daniele Nicolai, un ragazzo molto bravo dell'ufficio studi della CGA, che inizia un percorso con noi che speriamo sia proficuo e possa continuare anche nei prossimi incontri, sapendo che ancora dovremo di necessità fare virtù e vederci via streaming, non di presenza, ma sono sicuro che quanto prima, e ci auguriamo che il vaccino sia presto disponibile per tutti e che ci possa, con un numero di vaccinati quasi totale di veneti, poter fare dei nostri incontri in presenza. Io ho già parlato anche troppo, ringrazio i relatori, ma in maniera particolare ringrazio Antonio Aggio che fa da regista in questo nostro incontro dal punto di vista tecnico di collegamento, e ancor più il professor Bruno Bernardi, che come sempre è il nostro coordinatore della scuola di formazione, che ringrazio immensamente per la passione che ci mette, e mi taccio consegnandogli la parola e il microfono. Grazie, buona serata e buon ascolto a tutti. Grazie Cesare, buonasera a tutti. L'occasione di avere la CGA di Mestre con noi è molto importante. CGA di Mestre è diventato ormai un brand nella comunicazione economica e di conseguenza anche politica nazionale, e quindi io chiederei subito a Renato Mason e a Daniele Nicolai di affrontare il tema. Ricordo a tutti quanti i partecipanti che possiamo porre delle domande attraverso la chat, e quindi per cortesia non intervenite in diretta, ma sulla chat. La stessa cosa naturalmente la farò anch'io. Io credo che potremo gestirci i tempi più o meno con tra i 20 e i 30 minuti per la vostra interlocuzione, in modo che poi ci possa essere una adeguata interlocuzione tra tutti noi, perché il tema è ricco, interessante e credo non ancora del tutto definito. Quindi a questo punto spengo il microfono e ve lo lascio con molto piacere. Grazie. Buonasera a tutti, ciao Cesare, un saluto particolare, e consentimi di intanto ringraziarti dell'invito, ringraziarvi tutti voi dell'invito e dell'attenzione che vorrete mettere, e consentitemi anche, non è un complimento di rito, assolutamente non sono poi capace io di avere questo atteggiamento. I complimenti veri, perché Cesare, e guardo te che sei presidente e animatore del circolo, siete fra i primi che riprendete un confronto fra le persone che intendono seguire con attenzione. Hai ricordato, Cesare, ti ringrazio in modo particolare, non mi ricordavo sinceramente di essere stato qualche giorno prima della chiusura totale con voi quella sera, sulle eccellenze, sui punti di criticità e i punti di forza del nostro Veneto, e la sintesi che hai fatto, Cesare, è una sintesi puntuale, precisa, di cui ti ringrazio. E io parto facendo una battuta prima e poi spiegando come ci muoviamo questa sera noi. La battuta prima è, hai detto, l'hai scritto anche nell'invito, che il Veneto rispetto alla crisi del 2008, per noi più pesante del 2012, 11 e 12, nel 2019 sostanzialmente aveva tutti i segni più davanti, salvo alcuni punti di criticità. Ecco, lo vedremo questa sera. Questa sera noi abbiamo un Veneto al 31 dicembre 2020 che è tornato indietro di 22 anni come PIL, come ricchezza, cioè siamo tornati al 1998, cioè abbiamo lo stesso PIL che avevamo nel 1998, ma vedremo poi la slide che commenteremo.
Però lo dico subito perché è una cosa che è un pugno sullo stomaco, evidentemente, questa informazione, e poi vedremo i risultati. Noi presenteremo, come abbiamo fatto in altre occasioni anche da te Cesare, presenteremo le slide molto brevemente, le proiettiamo e poi noi, io o Daniele, facciamo un commento, cioè andremo via quindi abbastanza veloci, richiamando la vostra attenzione di tutti, alcuni dati con alcune considerazioni. Il tutto restando nei canonici 25 minuti che avevamo concordato insieme. E dico al professor Bernardi, se vede che sforiamo, alzi la manina e dica: ragazzi, col dito puntato, ragazzi, state esagerando adesso. Quindi grazie per l'attenzione e partiamo senza perdere ulteriore tempo. Grazie dottor Mason, adesso carichiamo subito le diapositive che illustreremo appunto nei prossimi 20 minuti. Ecco, vedete, noi abbiamo messo apposta, oltre che la partnership con l'associazione del Circolo Veneto, i dati sono aggiornati qualche giorno fa, la settimana scorsa, quindi siamo perfettamente in punto. Benissimo, grazie. Apriamo con un minimo di excursus breve storico degli ultimi 2 anni, per dire che in ogni caso una crisi nel 2020 stava arrivando, indipendentemente dal Covid. Cioè, nella parte finale del 2018 l'Italia aveva già vissuto una breve fase di recessione, quindi noi ricordiamo 2 trimestri consecutivi dove il prodotto interno lordo era sceso rispetto al periodo precedente, quindi in sostanziale recessione tecnica. E se anche quest'anno, quindi il 2018, si era chiuso con un segno positivo, il 2019 è stato un anno quasi a crescita zero, cioè un PIL che cresceva dello 0,3%, che quindi non creava occupazione. In questo report riporteremo delle stime appunto per il 2020, ma anche le previsioni relative a quelle che sono l'andamento di un triennio che ormai è completamente influenzato dal coronavirus. Nel 2020 il prodotto interno lordo italiano scende di circa 9 punti percentuali, con una stima sul Veneto leggermente più sfavorevole, di qualche decimale. Il 2021 è un anno un po' incerto, nel senso che ci sarà il rimbalzo, ma l'entità di questo rimbalzo non è ancora così chiara. Ci si attesta probabilmente su un 4 punti, 5 punti percentuali di risalita. Ci sono anche previsioni più basse e previsioni che magari non tengono conto di alcuni primissimi effetti che potrebbero essere quelli del Recovery Fund. In ogni caso, in queste ipotesi bisogna considerare che i livelli dell'anno precedente, o meglio 2 anni fa ormai, il 2019, non saranno recuperati prima del 2023. Quindi la crescita sarà ancora molto, molto lenta. Mi permetto una considerazione, una riflessione, un'ulteriore precisazione e sottolineatura. Perché noi, Veneto, caliamo di più, perdiamo più PIL rispetto al resto d'Italia, alla media italiana? Il motivo è molto semplice, perché i nostri 2 punti di forza nel 2000 fino al 2019 compreso erano stati sostanzialmente turismo, prima regione d'Italia per presenze turistiche, 70 milioni circa di presenze turistiche, 2 l'export. Nonostante l'Emilia Romagna ci avesse sorpassato di poco, ma restiamo la seconda regione pari grado sostanzialmente dell'Emilia Romagna, la seconda regione per export in Italia. Ovviamente il Covid, il lockdown, il bloccare le persone, le merci e comunque il commercio internazionale si sono particolarmente sentiti su turismo e export, i nostri 2 punti di forza. Quindi il colpo per noi è stato più pesante che per altre regioni. Uno sguardo alla situazione europea è sicuramente necessario per inquadrare intanto il sentiero di crescita dell'economia italiana sostanzialmente degli ultimi 15 anni, ma anche per vedere appunto questo effetto di caduta che il dottor Mason ricordava nel 2020.
Vedete riportato in questo grafico l'andamento appunto del prodotto interno lordo nei 4 grandi paesi che governano, diciamo, l'Unione Europea in questo momento, e fatta in base 100, cioè li abbiamo fatti partire allo stesso livello nel 2007. Perché? Perché il 2007 è l'anno dell'apice della crescita economica italiana, cioè dopo, con il biennio di crisi 2008-2009 e 2012-2013, l'Italia sostanzialmente non ha più recuperato quei livelli del 2007. Vediamo la linea nera che esprime appunto la crescita in Germania, che si attesta nel 2020, nonostante la flessione del PIL nel 2020, 10 punti percentuali al di sopra del livello di partenza, quindi del 2007. Vedete poi la Francia, la linea blu, anche lì la Francia è su livelli superiori a quelli che erano nel 2007. Guardate invece la linea rossa dell'Italia, che fa vedere chiaramente come il paese abbia perso competitività negli ultimi anni, e soprattutto l'ha persa in quella fascia che parte dal 2011-2012 e alla quale c'è stato un sentiero sì di crescita, ma molto molto blando, molto tenue. Vedete, le linee degli altri paesi movimentano proprio una crescita che è impennata in questa fascia appunto temporale. Con il PIL che cade del quasi 9% nel 2020 in Italia, vedete che torniamo indietro nel tempo, e dobbiamo tornare appunto a quel 1998 che ricordava il dottor Mason. Vedete appunto in questa sintesi, in questa tabella, quali sono stati gli effetti della crisi nei principali paesi. Quindi abbiamo un'area euro che è scesa di quasi 7 punti percentuali nel 2020, la Germania di 5, la Spagna di 11, la Francia di 8,5. Vedete, queste sono previsioni dell'Eurostat, Commissione Europea, le ultime di febbraio. Italia ha una stima del meno 8,8 che è congrua con quella del meno 9,1, che poi segue le nostre previsioni e sulla quale possiamo anche dare dei dati di tipo regionale. Vedete il ritorno dell'Italia al 1998, 22 anni persi. Negli altri paesi la situazione è ben diversa. Cioè, l'area euro ha perso appena 5 anni, la Germania lo stesso, la Spagna 6 e la Francia quella che subisce magari un contraccolpo un po' più forte, ma comunque con un PIL che scende all'8,3%, meno rispetto alla nostra realtà. Questo ritorno al passato è influenzato, come si diceva prima, dal tracollo del 2020, ma soprattutto da una seconda ondata di recessione nel 12 e nel 13 che non c'è stata negli altri paesi, e una crescita molto blanda nel periodo successivo. Ecco, d'ora in poi ci concentriamo invece su quelle che sono le dinamiche territoriali, e partiamo proprio dall'analisi del prodotto interno lordo. Analizzeremo in primis questa colonna centrale, che ci è molto utile perché ci dice sostanzialmente al 2019 come stava la nostra economia rispetto a quell'apice economico del 2007. Vedete, l'Italia era ancora sotto di quasi 4 punti percentuali, il Veneto era quasi arrivato alla parità, quindi soffriva ancora di 2 punti di gap. Avevamo comunque regioni con cui ci confrontiamo come Emilia Romagna e Lombardia che avevano superato leggermente quei livelli precedenti. Ma vediamo anche altre dinamiche. Guardate soprattutto la dinamica del Trentino Alto Adige, ma soprattutto della provincia di Bolzano, che rispetto al 2007 era addirittura di 18 punti percentuali al di sopra. Vedete poi le stime per il 2020 in questa colonna, dove appunto il Veneto soffre di più rispetto all'Italia per le ragioni delineate poc'anzi, con tutto sommato le altre regioni che si comportano comunque in un intorno che è compreso tra il meno 9 e il meno 10%. Prospettive di crescita, sì, ce ne sono, vedete, per l'Italia 5 punti percentuali nel 2021, 4 punti percentuali nel 2022, sono superiori alle recenti previsioni della Commissione Europea, che però non tiene conto di eventuali effetti ancora del recovery plan, e sono condizionate anche all'andamento ovviamente della pandemia e appunto a questa traslazione della ripartenza più in là. Mentre sull'export è il commercio mondiale
che nel 2021 e nel 2022 riparte anche in modo serio, teniamo presente mondiale. Il problema vero per noi, e quindi anche per noi veneti, è se riparte, se non c'è una terza, quarta, quinta ondata, a seconda di quante ondate che prevede i virologi, se non c'è un restringimento della possibilità di mobilità, andiamo a più 5 e 6. Attenti però, perché già il primo trimestre è mangiato in modo negativo, perché noi qui prevedevamo una ripresa del turismo, che è una delle voci più importanti del PIL veneto. Andiamo intorno al 12-13% del PIL veneto prodotto, come dire, procurato dal turismo. Noi qui abbiamo fatto una previsione come se il turismo, pur lentamente, ma riprenda nel 2021. Altrimenti temo che dal più 5 e 6 che in questa previsione si vada più vicini alla previsione negativa di alcuni osservatori che parlano del 3,4, 3,6, 3,5 del Veneto. Certamente, e in ogni caso, al di là dell'entità della previsione, quello che ci sembra utile richiamare è la differenza che c'è magari rispetto a altri contesti territoriali, soprattutto quello nazionale. Cioè, il Veneto è vero che ha sofferto di più, ma ripartirà meglio rispetto al contesto italiano e tutto sommato anche meglio rispetto a Emilia Romagna e Lombardia. Questo proprio per la forza anche di quella che è la sua industria, che è già in ripresa, che già ha dato dei segnali molto positivi e che ricorda un po' quel rimbalzo che c'era stato nel 2010, quando l'economia veneta risaliva dalla crisi del 2008-2009. Nella successiva diapositiva ci concentriamo proprio su quelli che sono i principali settori macroeconomici, quindi siamo in Veneto e più o meno con la stessa logica stiamo analizzando l'andamento del PIL, in questo caso assimilabile al valore aggiunto, e vedete chiaramente come anche il valore aggiunto sia come il PIL più o meno al 2019 si attestasse più o meno alla parità, cioè soffriva ancora di un punto di gap, con segnali però diametralmente opposti per alcuni settori. Cioè, se i servizi erano nettamente al di sopra dei livelli pre-crisi, vedete quella che era stata la debacle delle costruzioni, cioè le costruzioni avevano perso praticamente 37 punti percentuali di valore aggiunto, un'enormità che si trascina poi dietro anche nelle stime del 2020. L'industria era, non dico alla parità, meno 2%, però aveva un segnale sicuramente migliore rispetto alla media italiana. Cioè, se noi vedessimo la stessa diapositiva calata sull'Italia, l'industria era ancora indietro di quasi una decina di punti percentuali, quindi questo per ricordare quella forza di un tessuto produttivo veneto che ha tenuto la prima ondata della crisi, adesso si propone a rilanciarsi nella seconda ondata di crisi. Vedete un 2020 molto negativo per l'industria, il settore che ha sofferto di più a livello macroeconomico tra i macro settori, però vedete anche un rimbalzo previsto tutto sommato buono, cioè quindi tendenzialmente in 2 anni, se le cose non dovessero peggiorare ulteriormente, potrebbe tranquillamente recuperare il prodotto perso nel 2020. Se fate la somma e guardate le costruzioni, in senso lato costruzioni, vedete che al 31 dicembre 2020 andiamo sotto di quasi il 50%, 45 rotti per cento, quasi il 50%, cioè è una catastrofe. Adesso i nuovi provvedimenti messi in campo, risparmio energetico, antisismico, facciate, ma soprattutto il 110, bonus 110%, dovrebbero al netto della burocrazia, dovrebbero consentire un rimbalzo, speriamo, significativo. Adesso ci addentriamo invece in quella che è la spaccatura del prodotto interno lordo nelle sue principali variabili che lo rappresentano. Quindi parleremo di consumi piuttosto che di investimenti, di esportazioni. Iniziamo però da una variabile che a noi interessa molto, cioè gli investimenti, perché è quella variabile che ci proietta nel futuro e ci farà capire quali potranno essere le proiezioni di crescita del nostro territorio, ma anche del contesto italiano. Vedete, riferendosi sempre alla colonna centrale del grafico, nel 2019 avevamo un livello di investimento più basso di 11 punti percentuali, quindi di moltissimo rispetto
all'apice economico del 2007. Il Veneto non era poi così male in confronto con le altre regioni, vedete, Emilia Romagna e Lombardia addirittura avevano perso più punti di investimento, l'Italia quasi 20 punti di distanza. Il 2020 è stato un anno ovviamente negativo anche per gli investimenti e ha seguito più o meno quella che è stata la dinamica del prodotto interno lordo italiano, anche se c'è stato un minimo di risveglio soprattutto nel terzo trimestre, poi si è un po' rifermato tutto, quasi che come le imprese avessero guadagnato un nuovo ottimismo nella fase che precedeva l'inverno. Le previsioni di crescita sono buone, nel senso che tassi a 2 cifre di ripresa non ne avevamo sperimentati in altri anni passati, ovviamente sono condizionate anche alla fiducia, ma anche all'eventuale spinta di quella che può essere la campagna di investimenti. 2 considerazioni molto veloci su questo. Allora, se è vero, come è vero, che la nostra ricchezza è formata per il 60% dei consumi e per un 18-17% dagli investimenti, capite quanto sono importanti gli investimenti. Dove dentro investimenti, lo ricordo a voi, ma perché poi mi riferisco proprio a Cesare, perché poi sappiamo che quando mettiamo il focus su un problema, evidentemente là bisogna intervenire ed è già una proposta. Attenti che dentro gli investimenti, circa il 18% del PIL, abbiamo dentro sia investimenti privati sia investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici italiani, le pubbliche amministrazioni, sono molto bassi, viaggiano intorno al 2,6-2,7% del PIL italiano. A confronto, la Germania viaggia oltre il 4%, la Francia intorno anche lei al 4%, cioè quasi il doppio dell'Italia. Investimenti pubblici. Investimenti privati, abbiamo un cattivo segnale che sono l'aumento dei depositi bancari intestati alle imprese. Cito questo, poi c'è anche quello intestato alle famiglie, ma lo vedremo in un altro momento. Quello intestato alle famiglie, cioè alle imprese, cioè di proprietà delle imprese, sono aumentati a 2 cifre nel corso del 2020, da marzo 2020 a dicembre 2020. Cosa significa questo? Che le risorse, poche, tante, comunque le risorse per mancanza di fiducia, per mancanza di visione del futuro, visione ottimistica del futuro, sono state accantonate e messe in banca, ancorché in banca, nella migliore ipotesi, rendano lo 0,0 qualcosa. Per dire cioè quanta poca fiducia o quanta preoccupazione del futuro c'è anche sul lato imprese, quindi significa un freno agli investimenti. Le esportazioni invece sono quella variabile economica che hanno aiutato l'Italia, ma soprattutto hanno fatto vedere il ruolo della nostra regione, che negli anni è diventata molto molto forte dal punto di vista del commercio internazionale. Vedete, nel 2019 si attestava sopra 15 punti percentuali il Veneto rispetto al livello 2007. E è vero sì che c'è un calo del 10% nel 2020, ormai la stima è molto vicina alla realtà. Bisogna però ricordare che se ci confrontiamo con l'anno 2009, dove c'era stata una crisi molto molto forte del commercio internazionale, ecco, in quell'anno la caduta è stata doppia, cioè avevamo un meno 20%, quindi tutto sommato, nonostante questa criticità, l'export in qualche modo si è salvato e vedete riprenderà anche a tassi buoni, a tassi di crescita che tranquillamente in 2 anni dovrebbero riportarlo ai livelli del 2019, che sono dei buoni livelli. Lo vediamo anche dal punto di vista grafico nella prossima diapositiva, vedete proprio l'evoluzione di quello che è l'esportazione del Veneto. Vedete la flessione appunto nel 2009, quando perdevamo circa 20 punti percentuali, una risalita molto molto forte con recupero dei livelli precedenti in poco tempo. Vedete come la caduta del 2020 poi dal punto di vista anche dell'altezza della curva non sia così impressionante e in proiezione vedete come il Veneto supererà questi livelli. Dal punto di vista del Veneto dobbiamo ricordare anche che oltre all'export dobbiamo guardare anche al saldo commerciale e quindi alla capacità del Veneto di fare ricchezza.
In questo senso potete vedere poi invece una tabella provinciale, la provincia del Triveneto, dove abbiamo i dati definitivi del 2019, in questo caso, vedete, in ogni caso aveva superato i 65 miliardi di euro, cresceva del 2,4%, è vero anche però che l'Emilia Romagna cresceva di più, quindi ha fatto il 4,5%, e quindi ha continuato quel percorso che si ricordava di superamento, anche se di pochi, diciamo, miliardi, siamo a distanza di 1,5 miliardi e ce la giochiamo, ecco, per riconquistare anche il primato. Nei primi 9 mesi dell'anno vedete una flessione dell'export veneto dell'11%, che è migliore rispetto alla flessione relativa dell'Italia, meno 12,5%, però per i ragionamenti di prima, proprio perché l'export conta molto di più nella nostra regione, perché conta quello che è il saldo commerciale, non tanto l'export, quindi quanto esporto meno importo e quindi quanto sostanzialmente riesco a aggiungere all'economia di valore aggiunto nelle mie esportazioni. Vedete due dati significativi per due province del Veneto, sono le più piccoline, dell'uno che scende moltissimo, del 26%, questi sono dati dei primi 9 mesi, tra 15 giorni avremo anche i dati dell'anno completo, soprattutto per un export guidato dall'occhielleria che ovviamente ha sofferto del crollo della domanda internazionale. E un segno più marcato a 2 cifre per Rovigo, che è interamente ascrivibile al ruolo di boom di medicinali e di prodotti e preparati farmaceutici. Ecco, venendo all'altra parte invece rilevante del prodotto interno lordo, quello che si diceva conta il 60% del totale sono i consumi delle famiglie. Ecco, se questi consumi non ripartono, tutta l'economia va in crisi. In particolar modo il settore ovviamente della piccola impresa, dell'artigianato che vive di domanda interna. Vedete, questa caduta in Veneto nel 2020 dei consumi è a 2 cifre, cioè di 11 punti percentuali, è superiore a quella del... Cioè vuol dire che è stata la variabile sostanzialmente che ha avuto la perdita maggiore, le difficoltà maggiori, in linea con quello che è il contesto italiano e con tassi di crescita che comunque non consentiranno di recuperare a breve, ovvero nei prossimi 2 anni, i livelli del 2019. A questo si accompagna ovviamente una flessione del reddito disponibile delle famiglie, questo condizionato ovviamente anche dagli ammortizzatori sociali e da altri fattori che magari rendono anche difficile stimare quelle che sono le previsioni, però vedete una caduta comunque di 2 punti percentuali di redditi disponibili dei veneti nel 2020. E vedete anche come al 2019 in realtà fossero ancora ai livelli del 2007, quindi abbiamo perso sicuramente molti anni di... Uno sguardo alle imprese, vedete come in Veneto a fine del 2020 si abbiano sostanzialmente meno di 428.000 imprese. Nei 2 grafici avete la flessione delle imprese artigiane e a destra invece nel grafico blu quello delle imprese non artigiane. Per l'artigianato notiamo una flessione continua e duratura, ormai dal 2009 ad oggi si sono perse sostanzialmente 20.000 imprese, un calo del 13,5%. Per quanto riguarda le non artigiane c'è comunque una flessione, c'è stato un sorta di galleggiamento nell'ultimo dal 2016 al 2018 e poi un nuovo calo nel 2019-2020 e non vediamo ancora bene gli effetti di quella che è stata la crisi, li vedremo nel prossimo anno sostanzialmente. Parlando invece di mercato del lavoro, vediamo un'occupazione prevista in Veneto in caduta di 2 punti percentuali, che vuol dire che tra 2019 e 2020 abbiamo perso circa 35.000 posti di lavoro. Sono dati che sono tutto sommato in linea anche con quelle che sono le analisi di Veneto Lavoro, soprattutto sono andati persi nel settore turistico. L'occupazione però, c'è da fare notare questo, è al di sopra di livelli pre-crisi. Ecco, volevo richiamare, parlo
come dire, a persone che hanno a cuore la piccola impresa, la microimpresa, il lavoro indipendente. Do solo un dato per far capire la preoccupazione che abbiamo noi. Gli occupati marzo 2020, 31 dicembre 2020, nel Veneto, do il dato Veneto, sono calati di 36.000 come cifra assoluta. Attenti, dentro questi 36.000 come indipendenti e 7.000, 43.000 in tutto nel Veneto, 43.000. Ma attenti, il dato che preoccupa noi è che mentre i lavoratori, gli occupati dipendenti sono calati di 7.000, cifra assoluta, sì, gli occupati indipendenti e partite IVA, per parlarci molto, molto velocemente, sono calati nel Veneto nello stesso periodo di 36.000 unità. Cosa vuol dire questo? Che ogni 6 occupati in meno, 2020, 5 erano occupati indipendenti, 1 occupato dipendente. Tirano fuori, ogni volta che io dico queste cose, tirano fuori ma un blocco di licenziamenti, ma questo, ma quest'altro. La verità è che mentre a fronte di 36.000 occupati in meno indipendenti nel Veneto, nessuno apre bocca, parlo soprattutto a Cesare in questo momento, nessuno apre bocca per 340 dipendenti legittimamente della Whirlpool. C'è il tavolo di crisi, il MISE, il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Interni, il governo è avanti da 3 anni su 340 dipendenti. Qui ne abbiamo perso occupati 36.000 e tacciamo. Io ho chiesto e sto chiedendo ogni volta che posso dirlo anche nei dibattiti televisivi, ho chiesto ma perché non chiediamo l'apertura di un tavolo di crisi al MISE come di altri tavoli di crisi al MISE? Solo i dipendenti hanno titolo e diritto di chiedere un tavolo di crisi e riconoscimento dello stato di crisi, o anche gli indipendenti. Teniamo presente il significato che ha avuto storicamente dal 1950 in poi, il significato forte, serio, sia socialmente sia economicamente, dei lavoratori indipendenti nel nostro piccolo Veneto. Questo è il primo messaggio forte che lancio ogni volta che posso, sperando che qualcuno mi ascolti, qualcuno mi venga dietro. Non c'è molta sensibilità, neanche nella dirigenza associativa, Cesare. Questo nel presente, e qui in questa diapositiva nello storico non è andata meglio, nel senso che vedete, se in 12 anni gli occupati sono aumentati di 67.000 unità, vedete che il calo invece è qui nei dipendenti, quindi meno 41.000. Quindi è un processo già in atto che viene intensificato da quella che è la crisi, la pandemia che ha manifestato i suoi effetti nel 2020. Per quanto riguarda la disoccupazione, è chiaro, il Veneto rimane tra le regioni a più basso tasso d'Italia, quindi sicuramente è un punto a forza del Veneto. Siamo ancora su un tasso intorno al 6%, ovviamente condizionato anche dagli ammortizzatori, eccetera. Vedete però il numero di disoccupati che in realtà è abbastanza elevato, cioè è intorno alle 130.000 unità. Siamo quasi al doppio rispetto a quello che era il livello frizionale del 2007, quindi effettivamente qualcosa è cambiato, con previsioni di aumento ovviamente nei prossimi tempi. L'Italia dovrebbe tornare sopra il 10% di disoccupazione, il Veneto dovrebbe stare intorno al 7%. Un altro aspetto riguarda la questione demografica, e vedete in questa tabella come negli ultimi 5 anni ci sia stata una flessione di occupati in Veneto, sono state perse circa 20.000 unità di popolazione. E vedete anche un po' per fascia d'età quello che è il comportamento della popolazione. Preoccupante il calo nella fascia che definiamo giovanile, cioè quella fascia forse più produttiva, ecco, dell'economia di un territorio, cioè tra i 25 e i 44 anni, in 5 anni sono state perse circa 150.000 unità.
È un fattore ovviamente che è determinato dalla struttura demografica italiana e anche veneta, e che peggiora di anno in anno, cioè sostanzialmente dalla fascia più bassa ogni anno, quindi dai sotto agli under 25 entrano nella fascia più alta circa 50.000 unità, e da questa fascia che chiamiamo più produttiva ne escono 80.000, quindi ogni anno abbiamo un saldo negativo di circa 30.000 unità. Quindi al di là di questioni fuga dei giovani, bassa natalità e soprattutto lo storico di quello che è successo in Italia, condiziona poi anche in qualche modo la nostra crescita futura e anche la capacità e la possibilità delle imprese di far tesoro di competenze e anche di difficoltà nel trovare appunto occupati. Qui di fronte a questa tabella evidentemente saltano subito agli occhi scelte sulla funzione, sulla presenza, sulla capacità del pubblico e del privato di agire nel cosiddetto sociale, intendendo per sociale dai 65 anni in su. E vedete l'aumento, spesa sanitaria, spesa dei servizi sociali, spesa dell'assistenza, spesa per i non autosufficienti, eccetera, eccetera, eccetera. Richiamo solo i titoli, non entro sarebbe interessantissimo, e fallo Cesare una sera se puoi, sarebbe interessantissimo entrare nel dettaglio, non entro, dico solo i titoli dei problemi. Un altro aspetto che abbiamo da sempre monitorato è ovviamente quello del credito. In questa diapositiva vedete l'andamento dei prestiti alle imprese in Veneto. La fascia blu è quella relativa agli impieghi lordi e la fascia verde è quella degli impieghi netti, ovvero al netto delle sofferenze bancarie, oppure chiamiamoli impieghi e impieghi vivi. In ogni caso vedete che dalla crisi dei debiti sovrani, quindi dalla fine del 2011 sostanzialmente fino ad adesso, l'Italia ha perso circa il 30% del credito. In Veneto la situazione è stata addirittura peggiore, quindi siamo passati da circa 100 miliardi di impieghi vivi a meno di 70. C'è un altro aspetto che durante la fase di ripresa economica il credito è continuato a scendere, quindi diciamo non è stata assecondata dal punto di vista dei prestiti questa ripartenza. C'è poi una caduta molto forte che vedete molto bene nel periodo della crisi delle banche popolari e una timidissima risalita da marzo in poi con i prelievi e le garanzie sul credito, anche se c'è da dire qui che da nostri studi vediamo che a fronte di una montagna di garanzie e di prestiti erogati tramite garanzie non ci sia rispecchiato un altrettanto aumento di quelli che sono gli impieghi che valutiamo proprio nelle statistiche della Banca d'Italia. Cosa significa questo in concreto? Significa che le banche, invece che erogare nuovi crediti come nelle intenzioni del governo, ha sostituito crediti, diciamo così, in difficoltà con garanzie date dall'impresa o dalla famiglia, cioè garanzie private, ha sostituito questi crediti con crediti non aggiuntivi ma sostitutivi, con crediti sostitutivi con la garanzia dello Stato, fino al 100% in alcuni casi e fino al 90% in altri casi. Questa è la cosa che stiamo denunciando a voce alta, perché non è possibile andare avanti così. Secondo, se a una mancanza di credito sommiamo le nuove regole anche sulla definizione di default che sono entrate in vigore il 1 gennaio 2021, abbiamo fatto, Cesare, mi rivolgo sempre a te, abbiamo fatto bingo, cioè abbiamo fatto non la tempesta perfetta, la tempestissima perfetta. E quindi, nonostante da un anno la CGA denunci ripetutamente a ogni occasione che era sbagliata quella definizione di default, che quantomeno in vista e con una pandemia così in corso dovevano essere almeno rinviati di 2 anni l'entrata in vigore, pensate che 90 giorni di ritardo per un credito che l'impresa ha nei confronti, o la famiglia hanno nei confronti della banca, 90 giorni di ritardo nel pagamento della rata di rientro, attenti, da una cifra, da 100 euro in su, lo ripeto perché è impossibile che qualcuno ci creda, da 100 euro in su comporta
automaticamente, anzi obbligatoriamente per la banca, indipendentemente dalla sua intenzione, la segnalazione al CRIF, la segnalazione alla centrale dei rischi, con tutto quello che ne consegue. Fa più danno questa regola che tantissime altre situazioni difficili del credito. Aggiungo, terza cosa e chiudo sul credito, avete visto anche oggi, ieri, ma riportate oggi dai giornali, le dichiarazioni del cosiddetto governatore della Banca d'Italia. Lo dico cosiddetto perché dire governatore vuol dire una cosa importante, come dire, apre il petto a pieni polmoni per dire che il sistema bancario italiano è solido. Attenti, noi stiamo assistendo a richieste di rientro del credito di 5-6 mila euro su una esposizione, su un fido concesso di 50, e questo viene fatto da banche che contemporaneamente hanno detto al mercato che il 2020 lo chiudono con un utile dopo le imposte di 3 miliardi e 400 milioni. E poi vanno a perseguitare le nostre piccole imprese perché da 50.000 euro hanno speso, sono fuori di 56.000 euro, dove i 6.000 euro, ma dimostrato, i 6.000 euro sono di anticipo della cassa integrazione, perché l'INPS, la nostra amata INPS, è velocissima e eroga tutti i soldi possibili e immaginabili, cioè nulla. Ecco, a livello poi territoriale avete una diapositiva che illustra i dati che abbiamo visto prima sul credito, solo per dire appunto che in Veneto la caduta è stata superiore rispetto a quella che è stata la media italiana. Da ultimo ritorniamo un po' nei confronti europei per dire che dobbiamo appunto confrontarci con territori simili per contesto socio-economico ai nostri e per territori che magari negli ultimi 10 anni hanno corso. Ecco. Vedete, questa è una tabella sul PIL pro capite nelle varie regioni europee. Il Veneto è passato dal 2008 al 2018 da circa 31.000 euro a persona a quasi 34.000 euro del 2018, è una crescita del 9%. Facciamo notare però come l'alta barriera sia cresciuta del 30%, l'area di Stoccarda anche qui del 26%. Vedete, crescono tutto sommato poco anche Emilia Romagna e Lombardia, che pur comunque mantengono, diciamo, un PIL pro capite più elevato di quello che è il Veneto. Questa era la diapositiva con cui abbiamo concluso, ecco, questa nostra presentazione, che ci torna utile per alcuni ragionamenti. Stiamo dentro i tempi, professor Bernardi, perché ho altri 2 minuti e mezzo rispetto ai tempi che ci eravamo dati. Per dire una cosa importante a tutti. Primo, che è posta molto opportunamente da Cesare nella sua introduzione, e cioè il recovery. A che punto siamo? Allora, il dibattito intorno al recovery l'avete visto tutti, il recovery nazionale, l'avete visto tutti. Sono soldi che l'Europa ci dà a tempi, ce li dà evidentemente a certe condizioni, non sono soldi incondizionati. Le riforme, una percentuale va al green, una percentuale va all'innovazione, eccetera, eccetera. C'è una tabella molto puntuale, arriva fino a dire il 36,2% va a una certa destinazione. Quindi non sono soldi che ci regalano in modo incondizionato, sono prestiti che dobbiamo restituire, e le proteste, le considerazioni negative sul recovery del Conte 2 hanno portato alla crisi. Il Parlamento in questo momento sta esaminando il progetto sul recovery del Conte 2, quella è la base su cui stanno discutendo. Noi siamo invitati peraltro lunedì pomeriggio, tardo pomeriggio, a una audizione al Senato della Commissione Rapporti con la UE, Commissione Bilancio del Senato, che ha preso in mano il testo e sta cercando di, passatemi il termine, addomesticarlo rispetto alle nuove visioni e alle nuove esigenze. Quindi anche noi come CGA siamo stati invitati all'audizione. Seconda notizia, poi chiudo veramente, seconda notizia,
Nell'ambito del generale recovery plan 209 miliardi, ma saranno 240 perché qualcosa si recupera, non si sa ancora la cifra esatta. Nell'ambito del recovery plan nazionale c'è una proposta di recovery plan regionale, sempre sulle stesse il green, l'innovazione, le infrastrutture, la coesione sociale, cioè gli obiettivi sono sempre quelli, la ripartizione, passatemi sul termine brutto, è sempre quella. Però la giunta regionale, credo a metà novembre, 14 novembre se ne ricordo, ha elaborato un recovery plan, una proposta di recovery plan regionale per 25 miliardi circa, per la verità 24.800 erotti, 25 miliardi circa, di opere, iniziative da attuare nel Veneto, ma non si sa ancora se ci saranno queste risorse diffuse sul territorio, chi le gestirà, se la regione invece che le province, invece che i comuni, eccetera. Quindi a questo punto abbiamo un documento recovery plan nazionale che è in profonda revisione, sono ancora buono, in profonda revisione, e si chiuderà la revisione nel giro di 10-15 giorni. E contemporaneamente abbiamo una proposta di recovery plan regionale, ma importante, che comunque consiglio a tutti di studiarla, Cesare. Fate una sera, vengo anch'io volentieri ad ascoltare, facciamo una sera su questo, perché è di fatto l'elenco delle cose importanti per il Veneto per i prossimi 15 anni, ammesso che tutto vada bene, che non siano anche di più di 15 anni. Quindi è importante sapere cosa è previsto là dentro. Il recovery plan regionale ovviamente soffre del fatto che non si sa ancora quanto resterà in mano allo Stato centrale e quanto andrà in gestione alle regioni, e per quello che andrà in gestione alle regioni, per che cosa fare. Le regioni dicono ho bisogno di questo, questo e questo, ma non si sa ancora niente. Quindi scusa se sono stato un po' aereo su questo argomento, ma questa è la situazione per quello che conosciamo noi. Grazie e vi ho portato pazienza. Molte grazie. Tra l'altro siete riusciti molto bene a fare la parte del poliziotto buono di quello cattivo, e credo che questo abbia dato una vivacità alla esposizione delle tabelle che altrimenti sono numeri e quindi è difficile farli parlare. Io credo ci siate riusciti. Io avevo una domanda, tanto per cominciare e cambiare passo su questo, lasciando la parola a tutti quanti i convenuti. Diceva giustamente Renato adesso che siamo in una fase completamente fluida, perché è cambiato il governo. Io avevo buttato lì una domanda, cioè la piccola impresa e gli autonomi di cui abbiamo parlato prima e che sono stati e che sono ancora adesso decisivi per il Veneto, che fanno parte della nostra struttura sociale, della nostra struttura valoriale. Bene, per queste realtà economiche e sociali, ripeto, e culturali, non c'è stata una grande comprensione da parte delle bozze del vecchio recovery plan. Allora io mi chiedo, nelle aspettative, nelle attese di un osservatore privilegiato come la CGIA di Mestre, c'è da aspettarsi un cambiamento significativo nel modo in cui il nuovo governo Draghi tratterà questo tema? Rispondo velocemente se è possibile. Cesare, decidi tu se rispondere subito oppure facciamo un pacchetto e poi rispondiamo. Ma io vedrei se c'è un pacchetto. C'è qualche altra domanda? Partiamo da questa? Bene. Partiamo da questa, Renato, dai. Allora, la situazione l'abbiamo detta prima, ho dato solo un numero, ma se scaviamo un po' di più conferma questa necessità di guardare con attenzione il mondo della cosiddetta occupazione indipendente. E abbiamo capito cosa c'è dentro l'occupazione indipendente. Pensate alla crisi terribile del commercio e del turismo, più ancora dell'artigianato. Lo dico a alta voce e dovrei dire il contrario, invece la verità è questa. Turismo e commercio sono distrutti evidentemente. Allora, c'è da aspettarsi un cambio. Se leggiamo
le relazioni fatte dall'attuale Presidente del Consiglio nella sua qualità di governatore della BCE e di governatore della Banca d'Italia, quindi vado indietro, ma non di secoli, vado indietro di 8-10 anni, non di secoli. Credo che il Presidente del Consiglio attuale, che sta dando, attenti cosa dico, che sta dando dai primi atti, dai primi movimenti, il segno chiaro che decide. Primo. Secondo, che sia competente e fuori discussione, perché solo un cretino può dire ma Draghi è così e colà, è quello che gode l'italiano oggi, forse che gode di maggior reputazione in Europa certamente e nel mondo sostanzialmente, diciamolo chiaramente. Attenti però, ed è su questo che noi stiamo puntando ripetutamente in ogni occasione, attenti, lui è un uomo di finanza ed ha sempre operato nella finanza ed è convinto che la finanza possa risolvere i problemi. Attenti, non ho detto che non sa maneggiare la finanza, è il migliore che abbiamo nel maneggiamento, nella gestione della finanza, ma la finanza è una delle componenti per creare sviluppo e creare impresa. Non ha, seconda osservazione negativa, non ha mai messo le mani, io uso un termine forte e chiedo scusa, d'altronde l'ora lo consente, nella merda dell'economia reale, non l'ha mai messo lui le mani, perché è sempre stato in altri posti, nella finanza. Allora, se gli altri attori intorno a lui capiscono che l'economia reale è una cosa, la finanza è un'altra, utile per l'economia reale, ma non è l'economia reale, se riusciamo a far capire questo, allora abbiamo fatto un passo avanti. Oggi ci sono prospettive su questo. Beh, non l'aveva capito neanche il Conte 2. Guardate che i vari ristori, 4 decreti ristori pubblicati, hanno messo a disposizione delle imprese, lo dicono 29 miliardi. La verità è che ha messo 11 miliardi di soldi veri, perché 18 miliardi sono no pagare questo, no pagare l'altro, no pagare sta tassa, no pagare sta... Cioè, no, per carità, sempre risorse sono, ma non sono arrivate nelle tasche per poter consentire alle imprese di stare a galla. Se aggiungiamo che le imprese, il 60% delle imprese ha anticipato la cassa integrazione dei lavoratori dipendenti, beh, abbiamo fatto bingo. Liquidità non ne dai, esce liquidità impropriamente perché anticipi un intervento dello Stato, in questo caso l'INPS, evidentemente fai bingo, ma in negativo fai bingo, non in positivo. Quindi queste preoccupazioni noi le abbiamo. C'è un cambio di attenzione. Che qualcuno cominci a dire fermi perché l'economia reale è una cosa e la finanza è un'altra, fermi perché il sistema bancario è una cosa e le imprese sono altre. È vero, c'è qualcuno che lo sta dicendo, noi lo diciamo in ogni occasione, anche sfidiamo partiti che storicamente, politicamente, socialmente hanno più in mano il blocco cosiddetto degli indipendenti, delle partite IVA, li stiamo sfidando per dire adesso vediamo cosa siete in grado di fare. Bene. Bene signori. Cesare, accendi il microfono. È ancora spento? Continua a essere spento. E per la prima volta finalmente abbiamo ammutolito Cesare Campo. La prossima volta ci doteremo di un esperto nel linguaggio dei segni. Sì, funziona, ecco, funziona. Dai. Allora, in attesa di altre domande, io volevo come sempre ringraziare Mason che ci farà avere le slider e le diapositive che sono a disposizione di tutti coloro che vogliono averle, e noi le manderemo via mail perché è uno strumento molto utile ed è fatto molto molto bene in maniera leggibile da parte di tutti. Quindi volevo già ringraziare anticipatamente per questo servizio prezioso. Bene. E le mettiamo nel sito. Bene. Allora, mentre si scaldano i motori degli altri partecipanti, io butto là un'altra cosa ancora, dicendo che poi
se viene superata da qualche altra domanda va benissimo, non c'è problema. Nelle tabelle che abbiamo visto c'è l'attenzione non soltanto alla dimensione nazionale, ma anche a quella doverosamente dei territori, e questo non vale soltanto nel caso italiano, ma anche per quello estero. Le ragioni sono note, nel senso che i sistemi paese sono fatti di realtà molto diverse, per cui anche se ha senso fare un paragone Italia-Germania, ad esempio, o Italia-Francia, non è che questo paragone esaurisca tutto quello che c'è di importante da dire. Io penso che ci sia, e su questo chiedevo a Renato o a Daniele Nicolai un commento. Credo ci sia una grande necessità di tener presente per la nostra opinione pubblica la necessità del confronto tra i nostri territori e analoghi territori in giro per l'Europa. Cioè non c'è soltanto un problema nord, centro, sud Italia e così via, c'è anche un problema sistema veneto, sistema bavarese, c'è un problema di confronto tra nord-est e l'Île-de-France e avanti così. Ecco, mi pare che questa dovrebbe essere anche uno stimolo a riprendere la competizione con i migliori, non soltanto a consolarci perché siamo un pochino più avanti di quelli che stanno peggio di noi. Condivido totalmente, scusa, mi permetto, stavo guardando, ma non me lo trovo in questo momento, ma Daniele sei più bravo di me su queste cose. Stavo guardando, a conferma di quello che hai detto tu, Bruno, tu pensa che noi abbiamo fra medie, piccole micro imprese, fatto 100 le imprese, 99,4-5% sono medie, piccole e micro imprese in Italia. E allora uno dice, la solita tiratera del solito governatore della Banca d'Italia, compreso Draghi quando era là. E il problema è che le imprese sono troppo piccole, il nanismo imprenditoriale e tutti questi bei discorsi qua. Io continuo a dire che il problema, intanto abbiamo grosso modo le stesse quantità della Germania, della Francia e della Spagna, grosso modo. La Germania un po' meno, a dire la verità, ma non metà, qualche 6-7 punti percentuali in meno, non metà. Primo. Secondo, che il problema non è il nanismo delle imprese, il problema è che non ci sono grandi imprese in Italia, non che ci sono troppe piccole imprese. E questo non lo vuole capire, cioè la Banca d'Italia non capisce questa cosa qua. Il problema è da sollevare, perché non ci sono le grandi imprese? Perché quelle che ci sono state grandi imprese, grandi prenditori, non grandi imprenditori. Grandi prenditori nella storia dell'economia italiana da dopoguerra in poi. Questo è il problema, e questo, Cesare, per riuscire a far capire questi concetti, il lavoro è improbo, è come dire, dissacrante, nel senso che bisogna star là, alzare la voce ogni volta, antipatici perché si dicono queste cose che non si devono dire. Questa è la verità. Noi nel nostro sistema, e chiudo, nel nostro sistema economico italiano mancano le grandi imprese, non ci sono troppe piccole imprese o troppo nanismo imprenditoriale. Quale sia che il fenomeno che sta succedendo e che ha avuto un'accelerata nel 2020, quindi dico, Cesare, un altro punto critico su cui bisogna che la politica intervenga. Cosa sta succedendo? Che imprenditori, imprese, finanza internazionale ormai non compra le grandi imprese italiane, compra le piccole e medie imprese italiane, anche le microimprese. In questi giorni abbiamo che il 2020 Covid ha accelerato questo fenomeno, perché chi che è in difficoltà, chi che ha 60 anni, 62 anni, è la prima occasione che uno gliela con i soldi cash, dirà vendo tutto e basta, non ho più avanti. Questo è il vero pericolo. Questa è la situazione drammatica che stiamo correndo noi nel silenzio generale. Grazie. Nevio Benin chiede se può fare una domanda. Certamente sì.
Vai Nevia. Sì, grazie. Niente, innanzitutto ringrazio tutti, soprattutto i nostri professori dello studio di CGA di Mestre, che sono stati veramente, come dire, speciali. Come sempre, spesso li vediamo anche in TV e questo, come dire, ci inorgoglisce anche, no? Sotto un certo punto di vista. La domanda che io volevo porre però era un'altra. Io ho visto sostanzialmente dalle slide che avete presentato, che purtroppo mi hanno un po', come dire, scioccato, no? Cioè, dal 2007, dove possiamo dire che le maggiori nazioni europee sono partite tutte alla pari, naturalmente mi riferisco a Germania, Francia e Spagna, mi pare fossero quelle altre tre. L'Italia è sempre quella che poi lentamente è sempre andata in negativo. Abbiamo visto che però dal 2007 il Covid è un anno che c'è, quindi questa fase negativa è precedente al Covid, non è colpa del Covid se siamo in questa situazione. La domanda era questa: sostanzialmente tutte le analisi, i numeri che abbiamo visto nei grafici sono sostanzialmente, parlo dell'Italia, riferite a regioni che possono essere definite la locomotiva dell'Italia: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna. E quei numeri che sono stati inseriti sono specifici di quelle regioni o tengono conto anche del rimanente delle regioni, in particolare del sud, che bene o male è sempre stata, diciamo, la locomotiva che va nel verso contrario rispetto al nord, no? Perché questo, se queste analisi non tengono conto anche della situazione del nord, del sud, scusate, penso che il contesto sia ancora più preoccupante di come in realtà è. Insomma, io spero non sia così, però chiedevo appunto questo chiarimento. Grazie. Subito due battute, prima ho visto qualche altro che si è prenotato. Allora, noi teniamo sotto controllo, non in vista dell'incontro di stasera, comunque bellissimo, ma teniamo sotto controllo il nord-est con rilevazioni quadrimestrali, 3-4 volte all'anno qualche volta, il nord-est, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, a cui abbiamo aggiunto l'Emilia Romagna, perché qualcuno la mette nel nord-est e qualcuno non la mette nel nord-est. Perché l'Emilia Romagna? Perché è un competitor nostro, in senso positivo lo dico, in senso come dire, sorridente. Quindi questo è il motivo per cui avete stasera sotto mano i dati di alcune regioni. Se vedete, c'è raramente la Lombardia, che pure da sola rappresenta 2 volte il Veneto. L'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto fanno come la Lombardia in termini di valori assoluti. Quindi questo è il motivo per cui vi trovate soprattutto dati relativi al nord-est e al Veneto. Seconda osservazione, e il sud cosa succede? Allora io, per dire un po' il nostro metodo, qualche giorno fa, per l'esattezza credo sia la data precisa, adesso qui non ce l'ho, è qua sotto, ma guardami a la data precisa perché rischio di non di qualche giorno fa, una settimana fa, le Union Camere. Sì, è uscita Union Camere nel silenzio generale, perché bisogna sempre tacere qua in Italia. È uscita Union Camere che dice: imprese 292.000, parliamo del 2020, 292.000 iscrizioni e 273.000 cessazioni nel 2020. Quindi, scritto, saldo positivo più 0,32%. Mamma mia! Allora, uno dice, è stato enfatizzato questo numero qua. Però vuol dire che c'è vitalità, vuol dire che non è vero che gli indipendenti non nascono, ne nascono. Allora noi, che siamo figli di buona donna, si dice in termine tecnico, siamo andati a vedere dove è successa sta roba, perché succede sta roba. Allora siamo andati provincia per provincia a capire cosa succede e scopriamo che le province, passatemi il termine, più sfigate, lo dico qui senza offendere nessuno, e se qualcuno si offende pazienza, dell'Italia, e quindi diciamo Avellino, Bari, Benevento, Caltanissetta, Brindisi, Crotone, Frosinone, Latina, sono queste che crescono, attenti, percentualmente 3-4 volte quello che cresce, cioè lo 0,1% il Veneto. Ma allora, cosa succede? Ma la vitalità economica è in queste province. Parlo marzo 2020, dicembre 2020.
Allora, noi stiamo chiedendo a tutti, come abbiamo fatto all'epoca con l'Emilia Romagna, ma vogliamo capire perché questi crescono più di noi. Ma vogliamo capire, noi abbiamo qualche interpretazione, cominciamo a dirla anche in giro, però c'è una sorta di, atmosfera ovattata, che guai parlare, guai dire, perché non si possono dire. La verità è che qui aprono partite IVA, cioè nascita di nuove imprese, al sud in modo clamoroso. Allora i casi sono due: interpretazione benevola, vogliono darsi da fare perché vogliono copiare il nord, benevola. Interpretazione invece maliziosa, sanno che arrivano risorse per chi ha partita IVA aperta e si buttano a capofitto. Ho dato la benevola e la maliziosa, io sono per la maliziosa. Giovanni Gumiero aveva chiesto di parlare ancora prima. Giovanni, prego. Sì, scusate, a completamento della richiesta, per quanto riguarda i dati, sì, è vero, cioè comunque nelle tabelle è sempre riportato il dato Italia, che ovviamente comprende l'evoluzione di tutte le 20 regioni messe insieme. Per fare un esempio, se abbiamo prima detto che l'Italia torna indietro di 22 anni con la crisi del 2020, il Sud torna indietro di 30 anni, ecco, quindi quelli sono un po' gli andamenti, cioè nel Mezzogiorno quella caduta che c'è stata soprattutto poi nel 2012-2013 e una lentissima risalita ovviamente ha frenato in un certo senso tutta la media paese. E a livello di generazione della ricchezza e anche meglio di avvicinamento di quello che dovrebbe essere il sud al nord non lo stiamo riscontrando, anzi vediamo appunto una divaricazione, che non è invece quello che sta avvenendo nella Germania, cioè gli ex länder dell'est, seppur da livelli più bassi crescono con tassi più alti e si stanno pian piano avvicinando alle altre realtà, anche per mettere un po' in risalto quei ragionamenti che faceva il professore e per il quale è bene tenere conto magari di alcune aree anche territoriali negli altri paesi. Grazie. Giovanni Gumiero, prego. Il microfono. Giovanni, il microfono. Eccolo. Bravo. Credo che la presentazione che l'Associazione Artigiani fa sempre con grande chiarezza, ha avuto tante occasioni di fare assieme qualche cosa, è sostanzialmente una grande riflessione. E però in questo momento la riflessione deve essere declinata verso il processo successivo. Cioè noi dobbiamo pensare ad un'Italia per grandi macro aree, cosa che non si sta facendo. C'è stato un problema col collegamento. Ecco Giovanni, se puoi. Scusate. Sì, tornata. Per cui noi oggi dobbiamo prendere quei numeri ed utilizzarli rispetto a una criticità che già era in atto, cioè non è che la criticità sia arrivata con la pandemia, la criticità era in atto da anni e nessuno dal punto di vista politico aveva capito questo tipo di criticità, nessuno su questa criticità aveva pensato di programmare processi diversi dal punto di vista economico. È vero che noi oggi abbiamo di fronte una prospettiva che credo sia sufficientemente concreta, per cui dobbiamo costruire un futuro dei prossimi 15 anni. Cioè finalmente possiamo pensare che il Paese pensa a 15 anni, non a 15 minuti come ha fatto fino adesso. La presenza di Draghi secondo me è una garanzia, ma non è una totale garanzia, perché giustamente come diceva Mason, lui ha una visione squisitamente finanziaria e ha meno una visione del concreto di tutti i giorni. Però il recovery plan della regione in qualche maniera su questa ha delle grandi carenze che meritano di essere discusse. Io invito veramente a Cesare e professor Bernardi di pensare di dedicare una serata o forse 2 serate rispetto a questa cosa, perché il futuro del nord-est si gioca su quel recovery plan, si gioca sulla capacità della regione di contrattare quelle cose con la nazionale, perché queste siano poi recepite dalla questione europea. Perché se noi non pensiamo che sono modificate tutte le filiere di produzione, cioè il Covid cambia le filiere di produzione. Quello che prima si faceva
la Ducati, che è l'esempio che faccio sempre, faceva le forcelle in Vietnam, un altro pezzo dall'altra parte li aggregava in Italia ed erano made in Italy. In realtà queste filiere corte non reggeranno più, o reggeranno parzialmente, non è che diventeranno totalmente filiere a prossimità, ma una parte di queste. Per cui noi dobbiamo pensare di stabilire un collegamento molto più veloce nel sistema europeo, cioè nord-est che dialoga con la Germania. Ma come dialoga? Dialoga con i sistemi informatici che devono sicuramente essere migliorati, ma dialoga con i sistemi di trasporti, perché vuol dire treno e vuol dire finalmente sfondare un sistema di penetrazione verso la Germania che oggi si ferma a Pian di Fedoia, si chiama così, mi pare che si chiami così. Ecco. Se noi non abbiamo la capacità, perché siamo tutto sommato elite politiche, io spero che questo avvicinamento di Draghi alla politica sia in qualche maniera il ritorno verso un'elite. Io ho sempre pensato che la politica fosse un'elite, non nel senso negativo del termine, come spesso viene intrecipato in termini 5 Stelle, ma come in termini di valore da questo punto di vista, l'elite del pensiero e del valore della politica. Allora questo pensiero, questa elite della politica del nord-est, dobbiamo pensare a questa dimensione ormai, deve in qualche maniera avere capacità di fare le pressioni che fa la CNA, ma da sola non riesce, l'associazione artigiani di Mestre, scusate, ma da sola non riesce a farlo, per cui se questo pensiero comincia a premere, noi dobbiamo far sì che il recovery plan della regione sia modificato, secondo me, almeno per quanto ho visto io, perché non considera una serie di questioni importanti determinate che sono la mobilità all'interno di questo territorio, e costruire un processo per cui la regione o il nord-est nel suo insieme abbia la capacità di sfruttare, di costruire queste nuove tematiche. Come dico, la tematica più importante è la modifica delle filiere di produzione che portano ad un dialogo diverso sul territorio. Su questo dialogo c'è sicuramente anche l'Austria, su questo dialogo c'è anche la Slovenia, su questo dialogo c'è sicuramente, non so, la Croazia, perché è un elemento ancora instabile rispetto a questo tipo di discorso, ma sicuramente sarà la Germania. Questo è il nostro obiettivo su cui lavorare. Per cui i dati devono essere la base di partenza su cui declinare e riconiugare un sistema. Questo è importante che lo facciamo, e questo lo si fa facendo sì che avvenimenti come questo diventino avvenimenti che si moltiplicano all'interno del circolo veneto. Il circolo veneto può diventare, secondo me, anche elemento di rimbalzo, elemento di amplificazione rispetto ad altre realtà. Grazie. Non voglio rispondere anche perché non ha bisogno di risposte Giovanni Gomiero. Voglio solo sottolineare, primo, il nostro impegno da qualche anno che mettiamo sulla necessità di prevedere un collegamento nord-sud o sud-nord, che è la stessa cosa, del Veneto, e quindi lo sfondamento, uso il termine che ha usato Giovanni, lo sfondamento a nord rispetto al Veneto. Aggiungo che noi siamo purtroppo gli unici, siamo andati anche a Belluno a dire queste cose, dove c'è più opposizione all'autostrada che sfonda a nord che consenso. Due, la seconda cosa che voglio dire, importantissima per l'economia veneziana, attenti, in questa logica si può dare più forza al porto di Venezia, che è una struttura importantissima, che non è citata nel Recovery Plan Conte 2 ed è sostanzialmente lasciata ormai al suo destino. Cesare, ti invito una sera, se vuoi, dico a te per dire a tutti, a ragionare una sera sul ruolo del porto di Venezia. Cosa significa? Quali sono le prospettive future, com'è la situazione oggi. Proprio vi invito a dedicare una sera sul porto di Venezia, perché è una struttura troppo importante perché venga ignorata, e non è solo veneziana, questo è il guaio, non è solo veneziana, è una struttura veneta e dell'Italia, del nord-est e tutto. Se pensiamo che i due porti hub ormai sono individuati, scritto nero su bianco, Trieste e Genova, e vuol dire neanche citato il porto di Venezia, nonostante tutti i proclami, nonostante tutte le attenzioni, nonostante un'area straordinariamente importante che c'è alle spalle del porto, che si chiama area industriale di Marghera, prima, seconda, terza zona industriale, mettetele tutte. Ecco, nonostante tutto questo, noi non riusciamo a far alzare il dibattito sul porto, se non perché vuole il presidente che adesso questo e non quello, chi se ne frega, su quali basi, su quale progetto va presidente uno o presidente l'altro.
Due, su, come dire, chiudere tutto il dibattito del porto di Venezia, neanche su Venezia comune, perché Favaro non ha mai parlato del porto, ma su Venezia centro storico, ma neanche su questo, su Santa Marta. Cioè tutte le polemiche da anni sono su Santa Marta e sul futuro di Santa Marta per il porto. Ragazzi, il porto è una struttura che dovrebbe non appartenere a Venezia, perché è una struttura troppo importante che riguarda tutto il Veneto. Questo, Giovanni, è una delle battaglie, una delle posizioni che noi assumiamo. Di parlare di sistema portuale, perché in realtà se noi abbiamo Suez davanti all'Adriatico, abbiamo un sistema portuale che va da Ravenna e che arriva a Trieste, che non è Trieste. Questa è Reggio l'Interporto di Europa di Verona, quindi confermo, ho parlato del porto perché, come dire, dal punto di vista dell'immagine del porto si fa, se parli di sistema la gente comincia a capire, parli del porto e capisce. Il vantaggio di Belluno sarà la ferrovia e l'autostrada, perché altrimenti Belluno è un territorio che va completamente a sparire da questo punto di vista, ad autodistruggersi. Chiederemo a Paolo Costa di rinfrescarci la memoria sul North Adriatic Port Authority, che era per l'appunto da Ravenna a Fiume Rijeka compreso. Noi preferiamo dire Fiume. Federico Lisiola aveva chiesto la parola subito dopo Giovanni. Prego. C'è Federico? Sì, sono qua, ciao. Niente. Ecco, allora prego. Vedevo la domanda di prima, se vuoi riassumere. Allora, il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione dovrebbero essere coordinati, perché se non vengono sufficientemente coordinati, questo rimbalzo che tutti si aspettano, in realtà sarà smorzato. Sicuramente lo sarà, perché le imprese davanti a un blocco degli sfratti, dei licenziamenti non coordinato, saranno compresse in un'attività che sicuramente non riprende a pieno regime. Ecco, questo è il quesito. Non so se mi sono spiegato sufficientemente. Guardate, la cassa integrazione sono stati stanziati con i vari decreti ristori, quei 4 decreti ristori, siamo stati il quinto che ancora che galleggia, non è ancora stato scritto. Hanno messo a disposizione circa 36 miliardi per la cassa integrazione e sono stati messi a disposizione in parte, vorrei dire quasi, certamente oltre 2/3 sono già anche stati erogati, 2/3 purtroppo solo. Coniugato la cassa integrazione con il blocco dei licenziamenti vuol dire intervenire a gamba tesa nel mercato dell'impresa, nel mercato, non violando, perché non è una violazione, ma certo condizionando pesantemente le regole del gioco. Allora, se le regole del gioco vengono condizionate, sospese, usate il termine che volete, per un periodo limitato, la cosa anche è sopportabile. Attenti però, se invece il blocco dei licenziamenti continua ancora altri 2 mesi, altri 3 mesi, altri 5 mesi, eccetera, guardate che stiamo squilibrando prepotentemente l'equilibrio economico delle imprese. E Cesare, guardo te perché vieni dal mondo delle piccole imprese, e guardate che non è l'Ilva che ha già 6.000 persone in cassa integrazione. L'Ilva, il blocco di licenziamenti sì, il blocco di licenziamenti no, non ne può fregare di meno. L'Alitalia è la stessa cosa. Chi soffre di più? Soffrono le imprese che hanno 5, 7, 15 dipendenti, che magari in un momento di crisi hanno bisogno di alleggerire il carico dei dipendenti e non lo possono fare. Ma attenti, 5 dipendenti dove sono in 10, vuol dire il 50% della manodopera, che pesa, e pesa in modo importante. Perché poi tutte le altre abbiamo visto, l'Alitalia abbiamo già speso 8 miliardi, 12 miliardi, non mi ricordo più la cifra precisa, abbiamo già speso una decina di miliardi di intervento pubblico per tenerla in piedi e abbiamo visto anche oggi ribadito che ci sarà l'intervento pubblico. Cioè, quale intervento pubblico c'è per una impresa che chiude a Milano? Nessun intervento pubblico, nessuno. Allora,
capisco tutta la situazione difficile della pandemia, capisco la cassa integrazione, capisco una rete di protezione rispetto ai dipendenti. Dobbiamo fare una rete di protezione che rispetto agli indipendenti, perché anche questi mangiano e non incassano, non ricavano e devono mangiare. Quindi o c'è una politica attiva del mercato del lavoro per chi è in cassa integrazione, o lasciare a casa in cassa integrazione, mentre avete visto, voi che girate come me, avete visto che sono riapparsi i cartelli cercasi operai e cercasi apprendisti? In giro picai sugli alberi, appesi agli alberi. Avete visto? Questo è un segnale di una contraddizione incredibile. 7.000 lavoratori dipendenti in meno nel Veneto e aumentano le richieste di assunzione che non vengono soddisfatte. Ma la formazione, ma lo skill, tutte, e chiedo scusa a chi mi ascolta, tutte troiae, come che dico io. Guarda che lo dico anche pubblicamente. La verità è che noi abbiamo fatto una rete di protezione che non scatta solo quando c'è l'emergenza, ed è giusto che ci sia la rete di protezione, ma a dei tempi talmente lunghi. Ma voi sapete all'Ilva da quanto almeno 3.000 operai sono in cassa integrazione? Da 5 anni. Da 5 anni 3.000 persone in cassa integrazione. Ma ragazzi, c'è qualcosa che non gira a pieno? Ecco, questo è il nostro pensiero. Quindi non è no alla cassa integrazione, anzi, giusto gli ammortizzatori sociali, a una condizione, che siano finalizzati al reinserimento lavorativo. Altrimenti non andiamo da nessuna parte, altrimenti è dimagliate continue. Credo ci sia spazio ancora per un'altra domanda. Si era prenotato Valdo Tamatini? Sì, grazie. Mi sentite? Sì, prego. Buonasera a tutti quanti. Saluto particolare. Scusa Valdo, un po' più voce per cortesia. Ok, un secondo. Un po' di più voce. Ok, mi senti meglio? Sì. Un po', sì, dai. Un grande saluto al grande Cesare Campa, all'amico Cesare Campa che mi ha invitato. Sono contento della serata, bellissima, notizie estremamente interessanti. Peccato che ci sia un'audience adeguata, numericamente adeguata. Io sono un veneto di 50 anni, cioè sono 50 anni che sono nel Veneto, girata perché ho un po' più di età. Sono un ex sottufficiale dell'aeronautica, sono controllore di volo in pensione, e però mi sono sempre interessato un po' anche dei problemi sociali che riguardano un po' la regione Veneto, perché è diventata da 50 anni la mia regione dove ho messo su famiglia. Sono padre e nonno di 3 nipoti, quindi il mio interesse è per il Veneto. Allora, su questo argomento qua abbiamo fatto, diciamo così, dei vari punti, dei vari passaggi, dal porto di Venezia, che secondo me il discorso è lungo, ma per sintesi io ritengo che l'offshore, fuori dal porto, fuori dalle coste di Lido, Malamocco, Chioggia, potrebbe essere una soluzione, perché altrimenti ci sarà sempre il problema delle grandi navi, eccetera, eccetera, perché altrimenti prima o poi le grandi navi non gli verrà più consentito di entrare nel porto, e questo qua danneggerà moltissimo l'economia che ne deriva, anche perché vengono anche dall'America appositamente con i voli, mi sfugge il nome della compagnia americana, comunque vengono a fare la crociera qua tra Venezia e tutto l'Adriatico. Il recovery plan credo che dovrebbe essere servito, che credo che debba essere messo a servizio anche per la realizzazione delle opere strutturali viarie, perché noi sappiamo, la storia ci ha insegnato che la civiltà si è cresciuta e ha fatto gli insediamenti abitativi e via via produttivi soltanto lungo le vie che erano consentite, dove era liscio, dove il mare, i fiumi e i grandi laghi. Quindi questo per dire che noi nel Veneto siamo veramente fortemente ancora penalizzati. Se pensiamo al litorale che va da oltre Caorle, da Grado fino a Jesolo e fino
alle foci del Po, praticamente non è servito adeguatamente da viabilità. Se pensiamo che a Treviso, dove si concentra tutto il traffico diretto al mare, il traffico che viene da tutta l'area nord di Treviso, Bassano a Montebelluna a Conegliano, converge su Treviso per andare sulla Treviso Mare, che non è una superstrada, ma è ancora una via, diciamo così, a senso unico alternato, a doppia viabilità con una corsia solo da una parte e dall'altra, con tutte le rotatorie. Insomma, d'estate per andare al mare ci vogliono 3 ore. I tedeschi non vengono da noi a spendere soldi perché hanno trovato che in Croazia gli hanno fatto le autostrade e impiegano molto meno tempo ad arrivare in Croazia che a venire nei nostri litorali del Friuli e del Veneto. Quindi la viabilità è estremamente importante. Anche lo stesso discorso, oltre che da Treviso, la Treviso Mare, c'è anche da Mestre, perché non è possibile che a Cesare gli avevo fatto ancora oltre 10 anni fa una proposta di presentare un progetto per una viabilità che dalla zona di Mestre andasse direttamente alla zona di Cavio Cavallino, con un ponte di quelli che non vanno a penalizzare la fluidità delle acque della laguna, perché ci sono dei ponti, in particolare ce n'è uno a Rio de Janeiro, dove c'è l'aeroporto all'interno di una grandissima isola, e da lì c'è un ponte lunghissimo fatto con tante palizzate di cemento, di ferro, e che arrivano in centro a Rio de Janeiro in pochissimo tempo. Quindi, ripeto, a Cesare gli ha fatto questa proposta, che però chiaramente con tutti gli ostacoli che avrà avuto sicuramente l'avrà messa in un cassetto, eccetera. Però questo per dire che i nostri litorali, che potrebbero essere fonte di ricchezza economica che viene anche dall'estero oltre che dall'Italia, dovremmo fare, i nostri politici che vanno a trattare sul recovery plan dovrebbero fare appunto delle adeguate analisi, perché se non veniamo fuori da questo impiccio, da questo imbroglio, da questo intasamento del traffico, ripeto, da Treviso per andare al mare anche 3 ore ci si impiegano d'estate, i tedeschi non vengono qua, vanno da altre parti, oppure con un'ora vanno in Spagna, e allora o noi siamo fessi oppure siamo fessi comunque, perché non è possibile che standocene zitti continuiamo a subire diciamo così, un trattamento veramente vessatorio nel cercare di spendere alcuni soldi per poter fare le opere strutturali, le opere viarie. Altro argomento che dovrebbe essere che i soldi potrebbero essere utilizzati, i soldi del recovery plan, è per la realizzazione di un grande progetto regionale, il progetto SFMR, Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale. Ragazzi, questo qua, anni che andiamo avanti, ma allora cosa facciamo? Allora Zaia, per mancanza di fondi 2 anni e mezzo fa, ha deciso che non ci stanno i soldi e non si potrà realizzare la messa in ferrovia di carrozze, quelle tipiche della metropolitana, a velocità immediata subito dalla partenza, eccetera, eccetera. Adesso che abbiamo questa fortuna che potremmo attingere anche dal recovery plan, non possiamo farci sfuggire questa opportunità, perché altrimenti noi continueremo a vivere nei nostri villaggi sempre incasinati, perché la viabilità nel Veneto sappiamo quello che è. La Treviso-Padova, che una volta io la facevo ancora 40 anni fa, 45 anni fa, per andare a lavorare, ormai è diventato tutto un abitato. Per fortuna è stato fatto il passante autostradale, e io sono stato l'unico consigliere non veneto, l'unico consigliere eletto però in Veneto, cosa difficilissima per uno che parla un po' con l'accento ancora romanesco, nonostante i miei 50 anni che sono nel Veneto. Io da consigliere comunale a Preganziolo sono stato l'unico consigliere comunale che si è battuto per la realizzazione del passante. Ricordo il 24 luglio 96, consigliere comunale su 18 consiglieri comunali, compreso sindaco e vice sindaco. Io sono stato l'unico che ha speso l'opposizione su un documento che decretava la morte. Mi veniva chiesta
la solidarietà di adeguarmi al contenuto di un documento che diceva che sul comune di Breganziol mai doveva realizzarsi il passante. Si doveva fare o il passante alto chissà dove, sopra Treviso, ma non si è capito dove proponevano, oppure quello di Bivi, che comunque non avrebbe risolto i problemi che invece in parte ha risolto il passante, cioè il terraglio, che adesso sicuramente è molto più diciamo così accessibile, perché non ci sono le code di una volta, che per andare in autostrada da Treviso tutti convergevano su Treviso per andare poi dopo a Mestre. Il terraglio era un disastro. Col passante abbiamo superato. In sintesi, per chiudere, grazie. Ripeto, il recovery plan pensiamolo anche per il servizio ferroviario metropolitano regionale, per la viabilità, per il mare, per la ripresa dell'economia di tutto il litorale, perché sono andato pochi giorni a Eraclea e praticamente a Eraclea, che è Jesolo praticamente, non c'era nessuno. Quando noi abbiamo la possibilità di mandare là gli anziani a farli svernare, come fanno in Florida, diciamo così, gli americani. Bene. Quindi sarebbe un Grazie, scusa Valdo, se il tema è sempre di grande fascino, ma gli orari pure. Non so se Bruno, prego. Se mi consenti, perché dobbiamo tenere i piedi per terra. Sì. Avevo detto prima in una battuta che il recovery plan non è la bombana che arriva, perché arriva come debito, parte in debito e parte a fondo perduto. 2, arriva su certe condizioni. Non è che possiamo inventarle noi. Delle proposte di infrastruttura viaria di cui si parla, probabilmente neanche una, lo sottolineo, neanche una può entrare nel recovery plan, perché lo dice la Comunità Europea. Questa Europea dice: tu devi spendere digitalizzazione, innovazione e cultura il 25% dello stanziamento, 24,9 per esattezza. 2, rivoluzione verde e transizione ecologica il 37-38%, non ci siamo. 3, infrastrutture per una viabilità sostenibile il 14%, ma attenti, qua dentro c'è soprattutto l'alta velocità, perché noi abbiamo detto che dobbiamo finirla quell'opera là. Qui, quando abbiamo l'opera, guardate che vuol dire 27 miliardi in tutta Italia di sta roba qua. Istruzione e ricerca, parità di genere, coesione sociale e territoriale, salute. Queste sono i 6 missioni, come vengono chiamate a Bruxelles. Fuori di queste 6 missioni è fantasia. Guardate che anche il recovery plan della regione, le proposte, 25 miliardi, sono in larga parte fantasia, perché cioè mettono un elenco di opere che non sono finanziabili con il recovery plan. Questo dobbiamo dircelo con molta chiarezza, e chi inviterete a parlarvi del recovery, e vi prego di farlo, ve lo deve dire con la chiarezza con cui l'ho detto, anche brutalità se volete, con cui l'ho detto io questa sera in questo momento. Questi sono, dice la Comunità Europea, se no i soldi non te li do, e sapete chi li dà? Vedo cammello e do soldi, cioè dammi il progetto, quando hai realizzato il primo 10% ti do il 10%, il secondo 10% ti do altro 10%, mica me vengono qua con le borse e ci danno i soldi e dice spendeteli. No, spendeteli, vi dico io come, dove, perché e con quali regole. Questo è un limite enorme di cui dobbiamo essere coscienti. Chiedo scusa Bruno se sono stato un po' puntuale, anche un po'... Assolutamente, stavo per passarti io la parola e per dire che dal dibattito di questa sera, se non altro, sono emersi almeno 3 filoni di temi importanti che il Circolo Veneto dovrà affrontare nei prossimi mesi, e questo è un altro dei grandi valori aggiunti di questa serata. Non so se Cesare voleva tirare un po' di somme o se possiamo farlo ora. No, mentre aspettiamo Cesare, volevo dire una cosa. Che... Cesare si è eclissato e è andato a letto. Ecco, scusa un momento Renato. Il tema è talmente importante che non è così... vissuto soltanto a livello delle persone che frequentano il Circolo Veneto, perché ne parlavamo di recente al Rotary Venezia Mestre. C'è l'intenzione dal prossimo autunno di dedicare una grossa attività del club
proprio a questo tema, cioè al tema dell'impatto delle misure del recovery plan sulla economia e sulla situazione sociale e culturale della nostra regione. Quindi io credo che l'apertura che è stata fatta su questo tema adesso, grazie agli interventi e grazie alle specifiche fornite da Renato Mason, sia perfettamente inserita e perfettamente acquisita in quello che qui a Mestre si farà nei prossimi mesi. Questa iniziativa del Rotary va perfettamente in questa direzione e io spero venga sostenuta in maniera adeguata e molto forte. Cesare, ti vediamo ricomparso. Ecco, vediamo se... Ecco, benissimo. Volevo lasciarti la parola per le ultime considerazioni su questa serata, secondo me centratissima, e grazie ancora a Renato Mason e a Daniele Nicolai. Serata certamente eccezionale come sempre, e visti i nostri relatori che ringrazio anch'io in maniera molto precisa e puntuale. Alcune sollecitazioni sono state recepite, ho preso nota. Negli ultimi 5 minuti ho perso la trasmissione perché si era scaricato il telefonino, ma provvederò ho scritto io, sì, ho scritto io. Dopo te passo gli appunti. Provvederò a vedere la parte mancante, visto che il buon Aggio la metterà questa sera direttamente tutta la registrazione. Ah, bene. Posso già anticipare che il prossimo incontro sarà certamente sul recovery plan, quello rivisto, perché quello attualmente in discussione al Parlamento, come diceva Mason prima, è in qualche maniera già obsoleto, vecchio, non risponde, tant'è che non risponde alle esigenze del Paese, tant'è che il governo che l'aveva predisposto è stato mandato a casa e quindi è presumibile che ci sia una nuova stesura. Ho già chiesto al professor Collini, rettore dell'Università di Trento, che aveva creato uno studio sul recovery plan, di darci una sua collaborazione per il prossimo incontro. Così come ringrazio Mason per alcune sollecitazioni, quella del Porto di Venezia sarà senz'altro un altro degli incontri che faremo, perché è di fondamentale importanza, non tanto e solo per Venezia, che comunque ha la sua importanza, ma per l'intero Veneto. Io vorrei dire anche non solo per l'intero Veneto, ma per tutta una serie di traffici che coinvolgeranno l'Italia. Quindi da questi nostri incontri vedete che si può spaziare e si possono dare utili consigli, non solamente le cose di cosa nostra, ma le cose del nostro paese e anche le cose della nostra Europa. Noi siamo interconnessi con l'Europa e oggi i contributi i fondi comunitari e i fondi del recovery plan sono strettamente una dimostrazione che non possiamo vivere da soli, ma che dobbiamo vivere in questo contesto. Però a questo punto dobbiamo chiudere. Voglio ringraziare il nostro sponsor tradizionale, la vetreria Vistosi, che come sempre ha preparato per i nostri relatori un bellissimo oggetto in vetro che farò recapitare sia all'amico Renato Mason, che ormai avrà fatto una collezione, e anche la nuova entrata, il nuovo entry, che è il nostro Daniele Nicolai, che inizia con noi una nuova avventura che speriamo sia proficua. Grazie di cuore a tutti, buona serata e risentirci presto. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti. Oh. Grazie. Se posso un aspetto tecnico, chiedo a Baldin, Gomiero, Lisiola e Tamantini se ci danno il consenso a pubblicare anche i loro volti nelle registrazioni che sono state fatte, mentre i volti delle altre persone per motivi di privacy non verranno pubblicati nella registrazione. Confermato. Da Valdo Tamantini, confermato. Benissimo, vi ringrazio molto. Grazie a te, ciao Antonio. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata. Buonanotte ragazzi.